Questa è la storia dell'impiego bellico dei dirigibili in Veneto. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'Italia con una flotta di 12 dirigibili è una delle nazioni più dotate di questo tipo di mezzi, superata soltanto da Germania e Francia. A differenza dei primi aerei, i dirigibili potevano volare più a lungo e portare più carico, ma date le loro dimensioni gigantesche, con alcuni lunghi più di 100 metri, presto si rivelano molto vulnerabili alle contraeree e caccia che intanto si stavano evolvendo molto rapidamente. Mentre gli Zeppelin tedeschi avevano una struttura rigida, i dirigibili italiani erano prevalentemente di tipo semirigido, con intelaiata solo la parte inferiore. In Veneto si trovavano due importanti basi per i dirigibili, a Venezia in località Campalto e a Verona in località Boscomantico. La più importante d'Italia si trovava invece a Ferrara. Dopo la sconfitta di Caporetto il 24 ottobre 1917, le forze italiane sono costrette a una rapida ritirata verso il fiume Tagliamento. Per ostacolare l'avanzata austro-ungarica e tedesca, 4 dirigibili italiani bombardano i ponti sul fiume, cercando di rallentare il nemico e per permettere alle truppe italiane di riorganizzarsi. Durante la battaglia di Vittorio Veneto, che porterà l'Italia alla vittoria, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 1918, il dirigibile F5, partito da Campalto, lancia 1540 kg di bombe sulla stazione ferroviaria di Conegliano, occupata dagli austriaci dall'anno precedente, con l'obiettivo di interrompere le linee di rifornimento nemiche. Oltre a queste operazioni, i dirigibili durante la guerra vengono impiegati per altri bombardamenti di obiettivi specifici e per missioni di ricognizione, ma alla fine per questi ruoli gli aeroplani si sono rivelati mezzi migliori, mentre nel quadro generale del conflitto sicuramente non hanno avuto gran peso, a differenza dell'artiglieria, vera regina dei campi di battaglia.